stanno ringraziare innanzitutto il signor Sindaco, il Comune, non parliamo del Maggiore che ha fatto un lavoro enorme, per la presenza che ci ha fatto, soprattutto per il ricordo dei nostri cari. Io il mio ringraziamento è particolarmente forte per due ragioni. La prima perché in casa nostra il volo è il pane quotidiano. Studiamo ancora, quindi il fatto di fare il volo è una cosa magnifica. Il secondo è perché San Benedetto è preso dai miei nonni. Io ho passato tutti dei magnifici periodi di infanzia. Poi purtroppo da un paio di mesi sta notando un piccolo malanno. Volevo inviare a lui un caloroso applauso per il nostro volevo inoltre ringraziare il tenente colonnello Marco Medrano, comandante del centro medesimo deposito, che è intervenuto e che ci ha anche dato un supporto per la realizzazione di questo avvenimento, e poi naturalmente il mio ringraziamento a tutti voi all'amministrazione, alle associazioni del territorio che vedo qui, rappresentative. E la cosa mi fa molto piacere perché se dobbiamo lavorare, dobbiamo passare il nostro tempo per cercare di organizzare i ordini nautici, insieme a voi oggi abbiamo deciso di passare un paio di con noi, la cosa mi fa estremamente piacere. Bene, i due personaggi che abbiamo riscoperto per modo di dire, nel senso che sono venuti a nostra conoscenza proprio grazie a Gianni Cantù che ci ha informato di questi due editori militari, sono in qualche modo emblematici di quello che è stato l'inizio dell'aviazione italiana, per dire dell'aeronautica italiana. I due sono aviatori della prima ora, nel senso che hanno iniziato il conflitto nel 1915, quindi al momento in cui il nostro paese è entrato in guerra, questi due aviatori erano già arruolati e pronti al servizio. Garetto era in Francia a preparare il corso di pilotaggio e Nascipelli invece stava addestrando una scuola di mitraglieri. Ma tuttavia nell'agosto del 1915, quando iniziarono le operazioni, in pratica i nostri personaggi sono entrati in azione. Le specialità nei quali Garetto e Nascipelli si sono cimentati sono le specialità di origine dell'aeronautica. In particolar modo dato Garetto, ma senza perché la specialità nel quale ha volato Lucato e Garetto è la specialità dell'aeroplano da ricognizione. E questo è potremmo dire, il motivo per cui fu utilizzato l'aeroplano durante questo conflitto. Nessuno credeva a quest'arma, potete ben immaginare cosa potevano significare 4 pentole, aeroplanini fatti di tela e di legno in confronto con la poderosa armata fatta di centinaia di migliaia di uomini, migliaia di pezzi di artiglieria e navi da 50.000 tonnellate, quindi queste macchine così fragili davano ben pochissimo affidamento. Tuttavia furono utilizzate per dei compiti di osservazione e sono montate circa 50 squadriglie della ricognizione. Quindi questo è stato il primo compito nel quale si è visto un possibile utilizzo dell'arma aerea. Garetto stesso ha volato pochissimo. Questi due nostri cittadini hanno volato per 22 anni, hanno fatto 15, 16, 17 e poi non perché infatti il nuovo istruttore mentre Nascipelli da mitraglieri ha iniziato il corso di pilotaggio. Queste sono le origini di un mezzo in cui non credeva nessuno e il nome stesso che fu dato allora al corpo aeronautico del Regio Esercito la dice lunga sulla scarsa affidabilità di questo mezzo. Corpo aeronautico significa infatti gli aeronauti erano vincilisti, per coloro che volavano su mezzi più grandi capaci di portare offesa in distanze più consistenti e di portare dei carichi bellici appunto di qualche valore. Quindi l'aeronautica nasce con questa dicotomia tra
appunto gli aeronautici, gli civilisti e gli aviatori, per questi giovani che si presentavano per la prima volta con questi mezzi più pesanti dell'aria. E il cimento bisogna dire che all'inizio non fu tanto contro gli austriaci e contro i tedeschi, ma proprio contro il loro mezzo. Se voi poi date uno sguardo ai documenti che registrano l'attività di volo di Plutarco e di Dario Nascimenti, appunto vedete che spesso questi voli si concludevano con atterraggi di fortuna, con panne a motore, perché il mezzo da controllare era più che altro il velivolo, mezzi imperfetti che stavano ai piedi o in aria, se meglio dire, quasi per miracolo, e gli incidenti erano all'ordine del giorno. Incidenti dovuti ad una industria aeronautica praticamente inesistente e anche ad un'usura dei mezzi, dei motori, che non è che un motivo territorio dell'aeronautica nazionale, perché grazie al connubio tra alcuni visionari dell'epoca come Giulio Douhet e l'ingegner Caproni, noi entravamo in guerra con un velivolo da bombardamento che era unico nel panorama europeo, un trimotore molto grande, di 22 metri di apertura d'aria, che oggi si può abbinare a Vigna di Valle, il museo storico dell'aeronautica militare, e con questo mezzo si riuscì in qualche modo ad organizzare le prime sortite di bombardamento sulle linee avversarie. Un compito piuttosto grandioso, piuttosto pericoloso anche per gli equipaggi che appunto servivano questi velivoli, perché anche qua, come nel caso dei più piccoli aeroplani con cui volava Caletto, gli incidenti arrivano l'ordine del giorno. Le vere e proprie battaglie aeree cominciarono nel 1917 e poi naturalmente nel 1918. Abbiamo degli episodi per renderci conto dell'estrema precarietà del volo. Sui velivoli dove volava Nascimenti era un mitragliere era sistemato su una torretta aperta, un balcone, una sorta di balcone, senza cintura di sicurezza. E per parlare di cintura di sicurezza e abbiamo anche degli episodi di membri dell'equipaggio che sono scivolati fuori e sono caduti in aria perché non c'era nessun tipo di sicurezza a bordo. Potremmo ricordare, per sottolineare lo spirito che animava l'aeronautica di quel tempo, l'episodio che viene citato a proposito dell'abbattimento di un velivolo da parte di Dario Nascimenti. Questo nostro velivolo bombardamento di ritorno da una missione incrocia un velivolo austriaco. I due velivoli si affiancano, gli equipaggi si salutano e poi ci porta a dei tempi lontanissimi nel quale questo spirito cavalleresco ancora dominava, ed è uno spirito che è andato avanti almeno fino al 1917. Nel 18 le cose cambiano drasticamente, si comincia a fare la guerra sul serio, nel senso di come la conosciamo oggi noi, e quindi le cose diventano molto più drammatiche. Ma il motivo che ci ha spinto a ricercare e a lavorare su questi due personaggi sono proprio questi due aspetti delle origini. Quindi sono due personaggi che richiamano le origini delle specialità dell'aeronautica mediana. E mi fa piacere che questo territorio sia così ricco di queste manifestazioni, di questi personaggi appunto che lavorano per storia. Con Cenea, con gli amici di Cenea abbiamo ricordato il modello di Sopmarino, anche loro indicativi dell'aeronautica all'origine. Uno è un aviatore e l'altro è un dirigibilista. E questa volta invece San Giulietto ricordiamo due specialità principali dell'aeronautica della prima guerra mondiale: la ricognizione, l'osservazione del terreno nemico e il bombardamento, specialità che poi sono continuate con io direi che potremmo, il motivo per cui noi abbiamo aperto la mostra è perché abbiamo avuto disponibilità di Galetta e Nascimenti, e una volta visto il loro figlio non si poteva sicuramente rimanere più e quindi abbiamo cercato di fare qualcosa di più grazie alla loro disponibilità. Grazie. Ringraziamo il Maggiore anche per questa sua testimonianza molto dettagliata, che ci ha dato anche un po' l'orizzonte su quello che era il lavoro di questi
Allora siamo giunti ai saluti finali, naturalmente a tutti voi l'augurio di godere della mostra. Ringraziamo le istituzioni che sono state con noi stamattina, ringraziamo i parenti di Galetto e Nascindeni, ringraziamo anche la Proloco di San Benedetto che è stata utile nell'iniziativa e adesso abbiamo qui l'assessore che vuole lasciare un tributo ad ognuno di noi. Ecco qui. Ecco qui. Stanno segnando presenti a ciascuno di noi, li ringraziamo. Ci spostiamo nell'altra sala per il taglio del nastro e poi a conclusione avremo un aperitivo. Manca poi un riconoscimento, ecco qui al maggior Melli, naturalmente per l'iniziativa. Grazie mille. Ecco, poi ci spostiamo di là per il taglio del nastro, allora assessore, sì, ecco, e poi per l'aperitivo e naturalmente per godere della mostra. Io ringrazio tutti per l'attenzione e vi auguro naturalmente di godere di questa mostra che sicuramente ha un apporto storico ma che può fare vivere anche passioni legate al territorio San Benedetto e della nostra. Buona mostra a tutti. Arrivederci. Sei filmato?